Il Comune di Agrigento come va a questa riunione? Confermerete l'attuale CDA o se andrà un nuovo CDA o un commissariamento? La sua opinione? Ma io, la mia opinione è concorde con quella degli altri sindaci, abbiamo fatto già delle riunioni informali preliminari, siamo all'unanimità tutti d'accordo e vedremo come si svolgerà anche l'assemblea di oggi e poi daremo il nostro contributo. All'unanimità di cosa? Non posso prima della riunione dare delle aspettative, poi vediamo, dai. Sindaco, un parere su quello che è successo ieri, una cosa veramente no comment, insomma. Scoppia la tubatura dell'acqua in pieno centro con tanti disagi, insomma, ancora una volta Agrigento va su tutte le testate nazionali per una informazione negativa. Ma perché no comment? Scusatemi, però in città si sta lavorando per la nuova rete pubblica. È uno dei tanti tubi, impianti vetusti che ieri ha ceduto. Penso che non è la normalità, ma per Agrigento fosse la normalità, ecco perché stiamo rifacendo la rete pubblica. Forse perché ieri l'acqua era colorata di giallo perché la sabbia tufaggia del sottosuolo è uscita fuori, ma non vedo una cosa così straordinaria poi come molte testate hanno fatto capire. Sindaco, come si ci sta preparando a questa stagione estiva? Agrigento soffrirà ancora la distribuzione idrica, in particolare in certe zone periferiche del centro storico? Ma noi stiamo lavorando proprio per evitare questo. Io anche oggi pomeriggio ho un'altra riunione a Palermo proprio con Sicilia Acque, stiamo cercando di recuperare le risorse idriche, quelle che ci sono e quelle che verranno. Cosa state facendo per le spiagge sporche? No, già la pulizia delle spiagge è partita in maniera imperiosa. Io ricordo a tutti che il contratto che mi sono trovato prevedeva la pulizia delle spiagge da giugno a settembre. Invece nel nuovo bando io ho modificato questo calendario, inizierà da maggio a ottobre, perché in effetti la stagione balneare da noi, anche come quest'anno, inizia spesso prima per le alte temperature. Ma il contratto che io mi sono trovato e che fortunatamente è scaduto è in proroga, ora andremo avanti con il nuovo contratto, a giorni già riceveremo il nuovo progetto, sarà da maggio a ottobre. E il servizio dei bagnini? Io domenica sono andato a mare e la spiaggia era sporchissima. Il servizio dei bagnini è un altro capitolo, è un problema anche di risorse economiche, ma anche quello si sta avviando.